Ci troviamo con Fabrizio Romanello, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Talmassons in via Pozzuolo, perché proprio qui, davanti alla chiesa, è caduto un frammento della cometa verde. Questa cometa, detta anche cometa 46P, raggiungerà oggi il massimo avvicinamento alla Terra. Lei ci può spiegare cosa è successo esattamente? Mi hanno chiamato subito di precipitarmi qui proprio per vedere questo frammento che sembra sia caduto proprio a Sant'Osvaldo, della famosa cometa di Natale, che è la famosa 46P, e mi sono recato immediatamente per vedere se veramente questo fatto era accaduto. Un frammento della cometa 46P sia caduto a Sant'Osvaldo, proprio nel centro della piazza. Qua non c'è moltissima gente in giro, però tra poco arriveranno dei tecnici specializzati per rimuovere questo frammento. Era mai capitata una cosa del genere? Potrebbe essere uno scherzo? Sinceramente non lo so, è capitato che un frammento così cada proprio sulla terra e cada proprio qui a Sant'Osvaldo? Direi di no. Adesso vedremo con i tecnici di valutare se questo fatto è vero oppure è uno scherzo, è una burla.